oggi è stata in parte sfortunata. È andato in vantaggio il Rimini dopo 5 minuti di gioco, vedete un'azione di Rossi, con un tiraccio da lontano della sua ala sinistra, Donatelli, nettamente sorpreso il portiere Garella. Poi la Sampdoria ha avuto un buon momento di risveglio e difatti è passata sul 2-1, questa è la prima rete di Roselli, 1-1, e 3 minuti dopo lo stesso Roselli, un giocatore che è esploso bene nella Sampdoria in quest'ultima parte del campionato, porta sul 2-1 temporaneo la squadra. A questo punto la Sampdoria commette l'errore di mandare un terzino, ad esempio Vella, troppo all'attacco. Vella non c'è quando questo tiro di Saltuti viene ribattuto da Garella e per Traini è fin troppo facile segnare. 2-2, siamo al 44esimo del primo tempo. La Sampdoria poi nel secondo tempo al 26esimo un rigore che però De Ponti si fa parare da Petrovic e l'ex di turno Saltuti, giocatore che è stato per anni nella Sampdoria, con questo tiraccio sul quale Garella arriva in ritardo, fa 3.